Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Gesù conforta i discepoli. E a tutti i discepoli suoi Gesù ricetta ancora: non facite affuscare il cuore vostro, non affliggite, tenete sempre fede rinda a Dio e tenete pure fede rinda a me. Rinda a casa rubata mia, ci stanno parecchi posti. Se non fosse così, non ve l'avrei ritta, io vado a preparare un posto là pure per voi. E quando sarà già arrivato là e avrà già preparato un posto pure per voi, io tornerò a giocare un'altra volta e vi porterò insieme conmigo. A così pure voi starete addosso anch'io e staremo un'altra volta tutti quanti insieme. E dove chi voi lo sapete buono e conoscete pure la via. A via che conduce il Padre. Signore, ti ricetta Tommaso, noi non sappiamo tu a dove vai e come facciamo a conoscere la via. E Gesù rispondette dicendo: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno potrà sedere in casa del Padre mio se non passa per dentro a me. Se conoscete a me, conoscerete pure il Padre mio. Anzi, vi posso assicurare che voi lo conoscete già il Padre mio e la vita pure venuta. Signore, mostro il Padre e ci basta, le ricette Filippo. Filippo, ma come? Io sto da tanto tempo in mezzo a voi e tu non hai conosciuto ancora? Le rispondette Gesù. Chi ha venuto a me, ha venuto pure il Padre mio. E come puoi dire tu, Signore, mostro il Padre? Non credi ancora che sto rindo il Padre e il Padre sta rindo a me? Tutte le parole che ha giurito a voi non sono parole mie, sono invece parole del Padre mio che sta rindo a me. Eppure tutte quelle che ha già fatto in mezzo a voi è stata essa quella che l'ha fatta e è ancora essa che continuerà a fare per mezzo mia. Perché si friga, tenete sempre fede rindo a me, perché credetemi, io sto rindo il Padre e il Padre sta rindo a me. Se non volete credere tutte le parole mie, credetela magari per tutta l'opera che ha già fatto. E frutto della fede. Io vi posso assicurare che chi tiene la fede rindo a me non solo farà pure tutte quelle che ha già fatto, ma farà pure opere assai più grosse. E questa, per chi mi torna un'altra volta vicino al Padre mio, e tutte quelle che voi addimanderete al Padre mio, a nome mio, io vi posso assicurare che il Padre mio vi darà sicuramente, perché il Padre deve essere glorificato per mezzo dei figli suoi. E se mi addimanderete qualcosa a nome mio, potete stare sicuri che io farò già sicuramente. Ha promesso lo Spirito Santo. Se mi volete bene veramente, ricette Gesù a tutti i suoi, voi metterete in pratica tutte le comandi che ha giurato a voi. E io mi metterò già prima al Padre, e esso vedrà un altro consolatore che sarà sempre insieme con voi, e chi lo Spirito della verità, che il mondo non può mai avere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi invece lo conoscete, perché sta già in mezzo a voi e starà per sempre insieme con voi. Gesù non lascia nessuno solo. State sicuri, ricetta ancora Gesù, che non vi lascia solo, perché pure se me ne vaga, tornerà un'altra volta in mezzo a voi. Ancora un poco, e chi sto mondo non mi vedrà più. Voi invece mi continuerete a vedere, perché io continuo a campare in mezzo a voi. E ronca pure a voi che è la vita che vi farà campare per sempre. Dentro a chi lo giorno, pure voi potrete capire che sto rindo il Padre mio. E voi rinde a me, e io rindo a voi. Chi accoglie tutte le comandi mie e metterà in pratica, chi sarà quello che mi va bene veramente. E chi vorrà assai bene a me, sarà voluto assai bene pure il Padre mio. Pure io vorrò bene e mi farà già conoscere buono pure a essa. Ho perché queste parole, Giuda, ma non lo Scariota, le ricette. Maestro, perché devo far conoscere solo a noi e non devo far conoscere pure a tutto il mondo? Se uno mi va bene, rispondette Gesù a Cristo, metterà in pratica la parola mia. Sarà voluto assai bene pure il Padre mio. E io, Padre mio, me ne rimerendo a Cristo e alloggiaremo a essa. Chi non mi va bene, non metterà manco in pratica le parole mie. Eppure che la parola che voi avete sentito da me non è parola mia, ma è quella del Padre che mi ha mandato qua. A nuova promessa. Faccio di dire tutte queste cose, ricetta ancora Gesù, mo che sto ancora in mezzo a voi. Ma chi lo consolatore, chi lo spirito di verità, che Padre manderà ancora a voi, a nome mio, chi vi farà imparare cose, ogni cosa, e vi farà ricordare tutte quelle che io ho gerito a voi insieme a questo momento. Io vi lascio la pace, voglio la pace mia, che la pace che io vi ronga a voi non è quella del mondo, perché il mondo non vi potrà mai dare quella pace che vi rongo io. Non vi pigliate a paura, non vi scoraggiate mai e non vi pigliate a prietta per nessuna cosa. Avete inteso quello che vi ho detto poco fa, mo io me ne vago, ma tornerò un'altra volta in mezzo a voi.
E beh, se mi volesse bene veramente, avesse essere all'era, perché mi va ganato da vicino al padre mio. Perché il padre è assai più grosso di me. Va giù di ricermo tutte queste cose, prima che succederanno certi fatti. Perché quando succederanno, voi potrete continuare a credere in me. Non parlerà più a lungo con voi, perché sta per venire Satana, che è il principe di questo mondo, quello che disputizza tutta la gente. Ma questo non può fare niente con quello a me. Ma tutto il mondo ha da conoscere che io voglio assai bene il padre mio e faccio tutto quello che il padre mi ha comandato di fare. Mo, aizzatevi e io non c'è in acca.